arrivati! Cosa stai facendo? Stai mangiando? No, ti ho visto, ragazzi, sta mangiando. Hai preso una cosa da là. Dai, abbiamo detto che non puoi assaggiare. No, stai masticando, guarda, ti vedo, stai masticando. Apri la bocca, vediamo. Apri la bocca. Abbiamo detto che lui non assaggia, ragazzi. È una ginnastica mandibolare. Mi date per favore la Ma registrazione non sto mangiando. delle telecamere in off? Me la date per non sto favore la mangiando. registrazione delle telecamere in off? Perché io ti ho visto che stavi masticando. Va bene, salutiamo tutti i nostri Oggi telespettatori. ti tegni a cura appena assaggi una cosa. Va bene. Allora. Salutiamo i nostri telespettatori e teleaspettatrici. Tutte? Sono tutte qua e grazie ai nostri decine di migliaia di persone che ci seguono continuamente in questa trasmissione. Sì, vero. Bene, oggi è una puntata particolare. Ho visto che c'è Oggi facciamo un tantissimi salty ingredienti. hot table e uno sweet hot table. Quindi una sweet table con delle cose dolci e delle cose salate? Sweet Ottimo. table. Hot sweet table. Che vuol Hot, dire? caldo. Calda? Sweet table, allora? tavola calda dolce? Brava! Alleluia! Ecco. Alleluia! L'hai indovinato. Tavola calda dolce, va bene. E salata. E salty hot table. Sono pronta, va bene. Facciamo allora, delle cose di rosticceria un attimino diverse. Voglio fare una rosticceria che non è d'uso specialmente nella parte orientale della Sicilia, perché da noi è più d'uso, che ne so, una pizzetta ripiena di carne. Mamma mia, che una pizzetta, guarda. Un rollò con besciamella e prosciutto. Dove la fanno la pizzetta ripiena di carne? A Palermo, veramente? Sì. Mamma mia. Dei rollò con i würstel. Poi facciamo un'arancinetta fatta con cime di rapa e salsiccia e mozzarella. Meraviglia. E un'altra cime di rapa, salsiccia e affumicato. Direi che ci siamo. E poi? La mozzarella. E poi passiamo a qualcosa di dolce. Di dolce. I ravioli con la ricotta e i tartocci con la ricotta. Quindi oggi che facciamo? Una festa di compleanno. Brava, Metti che abbiamo una festa di compleanno dei bambini. Facciamo che abbiamo già fatto l'impasto che troverete fra gli ingredienti a fine puntata o su Sicilia Play. C'è la grafica. E mi raccomando, andate su Sicilia Play. Ci siamo noi! Ma che è? Ma che cos'è Ligabue? Ti piaceva? Parla così, dai. A me piaceva, sembrava No, Radio decina di Fuoco. cuori, No, sembra quella. Vabbè, ragazzi. Abbiamo! Ligabue. Questo Vabbè. è Renato Zero. Anche un po' Renato Zero, vero? Facciamo questi Allora, com'è paninetti finita? Facciamo così. questi paninetti così. Ci prendiamo un poco di farina. Mi dai questa farina Questa di semola? qui è di semola, Che serve questa per fare qui lo spolvero. facciamo lo Così, spolvero. Così. Che Facciamo classe, questo ragazzi, spolvero. quello spolvero. E andiamo a fare questi paninetti così. E facciamo, guarda, uno lo facciamo con i würstel, uno lo facciamo con la besciamella e Bella, la quindi partiamo dal prosciutto, salato, e ragazzi. si chiama rollò. Rollò, Palermo si chiama rollò. rollò. Uno lo facciamo la pizzetta, Bella la pizzetta, ma non ragazzi. normale, ripiena di carne. Ripiena di carne, quindi proprio... Questa di qua così. E poi questi sono i tre impasti, diciamo con l'impasto. Sì. Poi faremo quello dolce e poi passiamo a preparare. Gli arancinetti. Questa è la ricetta, abbiamo fatto il riso cotto semplicemente con il brodo, tipo risotto. E poi abbiamo messo delle cime di rapa e salsiccia belle saltate in padella con un po' di cipolla, un po' di aglietto, così le abbiamo fatte. Bene. Per cui non ve lo facciamo vedere perché le abbiamo fatte tante volte e accalziamo tempo. Senti, Va bene? dammi un consiglio, ma il riso lo fai prima? Sì, in maniera sì, che un così risotto, diventa certo. freddo, rimane un po' Viene più proprio così, un risotto più che duro. deve poi impiccicare l'amido per poterlo Piccicare lavorare. l'amido, ragazzi. Ok, guarda, per cui ci bagniamo la mano nell'acqua, prendiamo il composto. Nel frattempo mi tagli qualche pezzetto di provola? Di provola, sì. Nel frattempo, mentre io uso la mozzarella, per esempio, capito? Prendiamo questo. Come la vuoi fatta? Tipo Come a quadratini? questo, più o meno, no. Ah, no, a fettuccine, a fettuccine. Però non fina. Così va bene? Sì, e poi a metà. Avete visto che ho messo la mozzarella qui, ho chiuso, così, e a questa, E a questo punto? guarda che faccio, gli do una forma guarda, di ciambellina. no, con la cosa dentro hai messo? Sì, c'è No, la e come hai mozzarella fatto? Non ti ho dentro. visto, Peggio scusa. per te.
Cioè da un lato la mozzarella? Esatto. Così l'abbiamo fatto. Hai fatto una ciambellina, guarda. Vedi? Allora, fammi vedere. Poi. Hai preso il riso? Lo rifaccio? Dai. Lo rifaccio. Hai preso il riso? Ho preso il riso, Sì. l'ho aperto così, vedi? Ok. Ho preso un pezzettino Di mozzarella. Così. Sì. L'ho messo qua, l'ho Lo chiuso. chiudiamo. Quindi Lo facciamo facciamo a salsicciotto. una sorta di salsicciotto. Facciamo a salsicciotto così Sì. e poi lo andiamo a chiudere. No, che meraviglia. Poi diventa una ciambella. E diventa una Perfetto. ciambellina, ok? E poi andremo a panare E friggere. friggere. Ok? E Bene, questo e questi due l'abbiamo fatti. un'altra Poi, la faremo con la però provola? con una forma diversa, con la provola fumicata. Così avremo due contrasti. Bella, quindi il di sapori riso cotto diversi, con capito? il brodo, abbiamo detto. Bravo, sì, Poi- un risotto come se stesse facendo un risotto. Esatto, cime di rapa Bravo. con la salsiccia, mettiamo nel risotto e poi insomma lo facciamo in qualche modo asciutto asciutto, brava, giusto? brava. Vedi? E così andiamo a fare. Ci puliamo le mani. Così. E questi sono pronti. E questo abbiamo fatto cime di rapa e salsiccia. E salsiccia, Togliamo bene. questo. Cioè sono dei praticamente supplì, come li chiamiamo? Non sono proprio degli arancini, come li chiamiamo? Uno che chiamiamo arancella. Arancella perché c'è bravo, Bravo, arancella. ti piace arancella? Bravo, ciambellina, bravo, arancella. Arancella. Ora Allora, occorromi dei guanti. Perché occorromi dei guanti? Che Perché devi dobbiamo fare? trattare il nero di seppia. ah certo, quello sporca le mani. Capito? Trattando il nero di seppia ci mettiamo i guanti. Perché cosa abbiamo fatto? Sempre lo stesso riso, però a parte abbiamo preparato un buon nero di seppia. Questo è preparato proprio con il nero delle seppie che abbiamo comprato, va bene? Però vi devo dire che ci sono delle bustine di nero, che non è la stessa cosa, che però non trovando il nero... Supermercato? potete- Sì, sì, Ah, va bene, allora però non trovando la stessa... lo magari- trovate. Vedete se ci sono anche gli arancini proprio col nero di seppia al supermercato, da friggere. E allora che fai, scusa? È veramente come vuole un signore, come se... mi manca un dito, Tu, sul posto, ti vedo un po' in difficoltà. ci mancava un dito. No, è che lo devi mettere bene, lo devi stendere, ti aiuto? Ma non lo No. faccio. Ma Vabbè. può essere che mi aumentò un No, dito. non è possibile, devi mettere le dita giuste, vedi, questo lo devi mettere qua, che stai Esatto. facendo? Ragazzi, Aiuto. veramente, questo non si sa mettere neanche i guanti. Come devo fare? Vabbè, allora, ce l'hai fatta? Sì, abbiamo Va sui bene. guanti. Allora, quindi E dicevamo, prendiamo nero di queste seppia, qua. Abbiamo fatto il nero di seppia come l'abbiamo fatto? Abbiamo messo dell'aglio e dell'olio in padella, abbiamo tritato la seppia a pezzetti, l'abbiamo fatta soffriggere. A questo Sì. punto abbiamo aggiunto un cucchiaino di concentrato di pomodoro, Sì. il nero di seppia, abbiamo mescolato un poco d'acqua in Mamma modo che si mia, scioglie la ragazzi. salsa e si scioglie tutto. Sto E sentendo abbiamo il fatto profumo. questo. E queste sono faremo le arancinette al nero al di nero seppia. di seppia, Così. belli. Non mettiamo niente dentro, sai perché? Perché è pieno di pezzetti di seppia. Ah, e quindi va bene già, è solo da E va bene così. da infarinare, No, sì. da panare, Prima come si è dice. come? Con la Con la farina. lega. Lega di quelli lì, vabbè. Acqua e farina con la lega. Qua. E questo è l'ultimo. Si è vista? Bravo. Ecco, quindi questa è un'altra idea Esatto. di, diciamo, rosticceria, possiamo chiamarla Esatto. così? Le abbiamo fatte un poco diverse, no? Dalle Le abbiamo solite. fatte un po' diverse, esatto, sono più Ora- particolari, delle tipologie più particolari. Brava. Ora Adesso, sai che facciamo? Che facciamo, no? Ci puliamo questo lato Sì. e facciamo quello che ti avevo detto. Ah. Prima cosa, Questo è l'impasto mezza brioche. sì, questo è Il mezza famoso brioche, impasto brava. mezza brioche, cioè mezza dose. Mezza la fate prima, mezza poi la fate dopo. Qualcosa del genere. Mezza brioche perché c'è l'ingrediente grasso che è la metà di quando si fa un prodotto per dolcificare una ciambella e si chiama mezza Noi brioche. chiamano in un altro modo, scusa. Si chiama così, Mezza mezza brioche. Vabbè. Impasto mezza brioche, non è che la metà di una brioche. Vabbè, ma chi l'ha deciso? Se Ecco, l'hai abbiamo fatto inventato tu questo, questo nome? guarda, no. Prendiamo il wurstel e facciamo
dei rollò con i wurstel che ai bambini piacciono tanto. Vedi, schiacciamo Bene. qua perché ci serve come fermo, hai visto? 1, 2 e 3. Quindi wurstel E così. e girate l'impasto mezzo a brioche. L'hai fatto mezzo perché era mezzo. No, si fa così perché ora quello gonfia. E poi vedi questa pasta, gonfierà. Bella, bellissima, ottimo. Chiaramente tutto questo dovrà avere il tempo di lievitare per quanto riguarda i cosi. Noi faremo vedere come li brillantiamo e come li mettiamo in forno, però poi pazienza, è giusto. È così. E allora prepariamo quelle che ti dicevo io, le pizzette. Le pizzette ripiene, pensate. Dai, Ripiene. facciamo le pizzette ripiene, vediamo come si Adesso fa. sto facendo. E allora allarghiamo questo. Facciamo così ci una base prepariamo di questo, una pizzetta. e ci facciamo anche la base per il rollò. Ah, questo non è la copertura della pizzetta? No. No. Ti faccio vedere. Si riempie, non si mette una sopra l'altra, capito? Tu non lo sapevi? Non l'ho capito, ragazzi, E allora, com'è. Cioè facciamo ripiena la e dentro, pizzetta. no? Facciamo la pizzetta. Il ripieno di carne. Cos'è, ragù? Tipo? Ragù. Vuoi vedere come Qua me lo hai devi messo il fare? ro, Il ro, sì. vero? Questo. Ro, provincia di Roma. Che ne so. Hai messo il ro, il ru, si dice? Il ru. Non è che ho messo il ru, ho Ha creato il ru fatto- con la carne stessa. No, dillo, perché poi dicono, ah, ma perché a me non mi è venuto così? Perché lui una non le volta che spiega la le carne cose, è pronta, ragazzi, non le io spiega. non le spiego. Fa così, questo Fate è il una ragù. spolverata di farina, latte e si stringe. E diventa questo è così. il ru. Questo non è il ru. Vedi dammi- com'è? Il ru è farina e burro, non il cucchiaio. Che vuoi? Cucchiaio, vabbè, tieni. Io Quindi, le rimetterei a posto. si perché vede lascio- com'è, vabbè, si vede com'è addensato questo ragù, giusto? Te l'ho detto. Questa la mettiamo qui. E quello metti sopra. No, No, e questa invece, così qua. lo spostiamo? Si mi dai un altro cucchiaio. A te, Oh, grazie. a te. Non la sopporto oggi non la sopporto, guarda. Ah, questo è l'altro con la besciamella. Questa è sempre una pizzetta? No. No. Allora, questo quindi cos'è? Questo è un rollo, ma ti faccio rollo. vedere dopo. Fammi vedere. Prima consigli per i consigli. Ah, di già. E poi sì, di già, il tempo vola. Il tempo passa veloce, il tempo passa. Arrivederci. Tra poco. Ok, Allora, quindi questo è il riprendiamo rollò. dal rollò. Facciamo Come si così, fa? guarda, fai così. Quindi lo metti su base tonda, E lo poi fai allarghi così, guarda. E poi andiamo a chiudere. e lo chiudi come fosse una mezzaluna. Che cosa? Un cartoccino? No, una pizzetta. Una Questo è il pizzetta. rollo. Il rollo ha questa forma così. Così, tipo un Sì. ovale. Poi, guarda che facciamo. vedi? Allora, poi che facciamo? Cioè, Quindi rollò, A Palermo si fa così, si fa Così. questo così, bella. si mette così, uno, Ah, gli fai tipo delle Come se cinture, fosse- esatto, come se esatto. fossero delle una cinture. cintura che chiude, esattamente. Ecco qua, guarda, uno e una due. Due cinture. E questo è Bene, e questo è pronto. la pizzetta. La pizzetta, torniamo alla pizzetta. La pizzetta prendiamo così, guarda. Allarghiamo Sì. e andiamo a chiudere qua. Ah, la chiudi, no? Poi prendiamo questa e chiudiamo. No, Prendiamo questa e chiudiamo. no, No, perché sì. non me l'aspettavo questa Ah. cosa. Quindi è la stessa cosa del rollò e poi lo schiacci e Aspetta. fai la pizzetta. Brava. Pazzesco, ragazzi. Poi andiamo così. Ma quante cose vi insegno? Quante? Quante cose vi insegno? Pazzesco. E facciamo, guarda. E prendiamo questa pizzetta, Questa che pizzetta. l'abbiamo chiusa così, e la mettiamo per il momento qui. Dammi un po' di farina. La adagiamo lì, vuoi questa? Sì, spolvera un po'. Così, perfetto. Ok. Perfetto. Questo lo mettiamo qua. Questi li mettiamo qua. Sì. Così. E poi ti faccio vedere cosa andiamo a fare con la pizzetta. E questi andranno in forno, La prendiamo, immagino, guarda, no? sì. Allarghiamo. Ah, pazzesco. Quindi Così. rimane un po' dentro, un po' fuori Però che cosa praticamente. facciamo? Cosa Prendiamo facciamo? questo. La salsa di pomodoro. Sì, grazie. Mettiamo un po' di questo così. E quindi è ripiena. Mettiamo la mozzarella così. E
supponendo che abbiano lievitato, mandiamo tutto in In forno. cottura, in cottura. Ci Li vuoi dare un mandiamo. consiglio anche sulla cottura, più o meno? Quanti gradi, quanto tempo? E allora questi considera a 200 statico intorno 10 minuti assai un quarto d'ora, però controllate. Bene. Dopo che abbiamo brillantato però, il Dopo che rollo abbiamo va brillantato brillantato. e i wurstel vanno brillantati con l'uovo. Bene, rosso Non ce lo d'uovo dimentichiamo. e brillantatura. Ok. Togliamo allora, questo. questi togliamo adesso, che dobbiamo fare? Dobbiamo friggere gli fare arancini? la lega per fare questi, no? Sì. La farina, mi dà un po' di quella farina? Questa? Sì. Eccola. Qua. Ecco. Allora, la lega per gli arancini, che è quella diciamo universale? Esatto, o no? sì, acqua più o e meno farina. sì. Facciamo questa lega così, vedi? Mi dai il sales? Vado io? Yes. Tu hai messo la giusta dose di sale, giusto? Secondo me sì. Bravo. Qui il pangrattato. E passiamo a impanare proprio. Bello. Prendiamo questo, Quindi, togli il cucchiaio, vai. lo mettiamo qui, Lega. lo copriamo Hanno legato? qua e via così. E via così. Guarda come mi ti agevolo. Guarda. Mi ti agevolo, Ti è bellissimo. agevolo, guarda. Ok. Ok, prendilo, fai scolare. Bravo, mettilo qua. Eccolo. Ok. Quest'altra. Quindi la lega praticamente non è altro che farina. E acqua. Deve avere questa consistenza, diciamo Sì, così, cremosa. Sì, Giusto? E adesso questi col nero. col nero di seppia. Perché li abbiamo fatti in ultimo quelli col nero? E per non sporcare? Brava. Oh, ci è arrivato, è incredibile, ragazzi. Pazzesco. Io eh? certe cose non me le immaginavo. Non ve l'aspettavate? No, veramente. Non si aspettava nessuno. Non so io. Facciamo un po' di pulizia, dai, Facciamo togliamo un anche po' di questo. pulizia. Prima di fare lo sweet hot table, passiamo a friggere Alla questi. frittura li ci portiamo Sì, avanti, giusto? certo. Uno. Quindi di dolce che abbiamo detto che facciamo? Facciamo i cartocci e i ravioli con la ricotta. Mamma mia, li facciamo con lo stesso impasto? C'è, no, quello là, la brioche. La brioche, tutta la brioche, quindi no Esatto. mezza brioche. No, mezza brioche, la brioche. Ecco, Andiamo giù con questi sì, e mentre loro vanno, sì, noi ci mettiamo qui, sì. va bene? Mi presti il tuo tagliere? Ma se lo certo, pulisci? caro, te lo presto, guarda, Grazie. è quasi pulito, quasi. E andiamo a preparare il rollò e i ravioli e il cartoccio. Va bene? Ecco. Mi Anche serve di un questo po' di poi farina di spolvero. alla fine ci sarà... Ci saranno gli ingredienti, l'unica differenza è che tra questo della pizza e questo lì ci sono 50 grammi di olio di semi e 50 grammi di zucchero, qui sono 100 grammi di olio di semi e 100 grammi di zucchero. E, capito, lo zucchero è maggiore perché è una Perché è cosa mezza dolce. brioche? No, lo Ah, spolvero. quello vuoi? Sì, ok. No, lasciamolo qua. Lo vuoi qua? Allora, quindi, che facciamo? il Abbiamo detto il solito panetto. cartoccio. Facciamo il solito panetto e facciamo, guarda. E facciamo? Allora, Allora. possiamo uscire quelle e le metti in un piatto, quello Dai, che faccio decidi io? tu. Un piatto quello rotondo che ci sta. decidi tu. Un piatto rotondo. Leviamo e appendiamo qua, giusto? Sì. Così. Oppure fai così. Uno più piccolo lo potevi prendere come piatto, no? Il piccolino era meglio, guarda. Va bene, ormai lasciali qui. Facciamo, No. facciamo Poi- dolce e salato. Poi Li fai non ci sono le insieme? altre. Mettilo qua, amore. Ah, perché metti tutto il salato Certo. insieme. Va bene. Friggiamo anche queste. Così andiamo avanti. Così. Così. E così. Non ne possiamo mettere altro perché rischiamo che si rompe. Vai giù. Vai e vai. Brava! Ok. Ora andiamo a preparare per prima cosa il cartoccio che poi verrà riempito di ricotta. Di ricotta, allora.
guarda, allarghiamo questo così e prendiamo l'utensile che ci serve per fare i cartocci. Eccoli. Questo? Eccoli qua. Così, così. Lo stesso lavoro come se fosse quello Ah, con il come quello wurstel. col wurstel. Vedi, lo mettiamo uno. così e poi rimane la forma e lo riempiamo. Esatto, brava. Lo andiamo a friggere, facendolo sempre, ricordatevi che tutto ciò che maneggiate come impasto, quella mezz'oretta di riposo diamogliela Ci sempre vuole. che è anche meglio. E poi facciamo così, gli passiamo sopra così, vedi? Vedi? Ok. E questo è il cartoccio. E questi due? Sono i cartocci. Ora facciamo invece, I ravioletti? mi prendi la ricotta e un cucchiaino se lo troviamo. Certo. Allora, qui c'è la ricotta. Cerchiamo adesso un cucchiaino. Allarghiamo per bene così. Prendiamo la ricotta. Mamma mia, che buona. Con le gocce di cioccolata l'hai fatta? Certo. Così e poi allarghiamo questo. E la chiudiamo così a mezzaluna praticamente, no? Sì. E chiudiamo. E così andiamo a controllare, dottoressa. Che te ne pare? Mi pare che vada bene, lasciare lì che Lo cola mettiamo l'olio. così, ok. E questo piatto l'abbiamo fatto. Facciamo un'altra ravioletta. Facciamo quest'ultima, puliamo e vi facciamo E vedere siamo il risultato. pronti? Pronti. Allora, il fritto è qua. Arancini, no, cime di rapa e salsiccia e nero di seppia. Ciambella a mozzarella e quello con l'affumicato. Esatto. Nero di seppia. Usciamo dal forno. i Cosa nostri avevamo? La meravigliosi- pizzetta, il la cartoccio. pizzetta ripiena e il rollò. Capito? E li Detta mettiamo così qua. non lo diresti che è ripiena, capito? E invece sì. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Veramente un banchetto abbiamo fatto. Qui abbiamo E qui abbiamo La parte dolce. le raviole con la ricotta sì, e il cartoccio, questo va riempito, giusto? certo, e ti faccio vedere. Allora, il raviolino con la ricotta facciamo così, guarda. Allora, 2 e 3. 1, 2 e 3. Poi facciamo questa operazione. Prendiamo il sac à poche, così. Guarda, lo pieghiamo così. Mi dai un cucchiaio? certo, tieni. Nel frattempo lei che è maestra, Controllo, lo giriamo, giro, guarda, giriamo. lo giro. Tieni a te, ecco. Perfetto. Un altro po' di qua ed è pronto. Sì. Prendiamo questa meravigliosamente crema di ricotta. Così. Ok. Prendiamo Ecco. il cartoccio. Mamma mia ragazzi, ma che cos'è? Ma chi ve le fa ste cose? Chi ve le fa queste ricette se non ve le facciamo noi? Diglielo. Noi chi? Noi. Dai, fai un altro cartoccino qua. Un altro cartoccino. La esco questa, la raviola? Sì. Ecco. Cosa devo dire qua? Da dove deve E i iniziare? giochi sono fatti. Mamma mia ragazzi, un banchetto abbiamo, un banchetto. Togliamo questo. E ora possiamo decidi di assaggiare tutto, vuoi assaggiare? Non puoi Allora, assaggiare. sicuramente voglio assaggiare la pizzetta. E la Questo è pizzetta è sicuro. ripiena. Pizzetta Tagliala a ripiena, metà. taglia a metà. Mettila sul tagliere, mettila. Metto qua, Te la posso? facciamo vedere, sì. Ecco, guarda. No, Mamma mia ragazzi, ma che cos'è? Guarda, guarda guarda il che c'è registro, qua. Guarda il registro che c'è qua. Guarda. registro sul mio, guarda il registro, guarda che ti faccio vedere.
Posa. Guarda, la poso, non la devo assaggiare. Com'è? Mamma mia. Spettacolare, vero? Buonissima. Io la posso assaggiare, no, non è scherzo. Non scherziamo con le cose. Che volevo assaggiare. Facciamo vedere anche questo, guarda. Facciamo vedere com'è dentro. Guarda che bello. La besciamella, le prosciuttello. Ormai che l'hai aperto. Certo che faccio. Poi senti la morbidezza dell'impasto. Un pasto, mezza brioche, una brioche. Questo dobbiamo farci assaggiare poco poco, guarda. Buono, buono ragazzi. È buono. Dai, questo poco poco, dai. Effettivamente buono. Questo in che cosa si E c'è differenzia? il wurstel e basta. E io farei ora. Ti piace l'affumicato o ti piace più la mozzarella? Allora, ecco, io volevo assaggiare questo Con affumicato. l'affumicato, perfetto. Guarda. Che è lo stesso dell'altro, cambia solo che c'è la mozzarella. Mamma mia ragazzi, che cos'è? Un supplì? Non ci do. Arraccata, si sente questa arraccata. Cosa mi consigli? E ora ti consiglio di assaggiare il nero di seppia. Che dici? Allora, taglialo a metà, fallo vedere. Guarda, tutto nero di seppia. Vado nella mia postazione, guarda. Tutto nero di seppia. Altri pezzi di... C'è la seppia, senti come crocca. Allora, che mi consigli? Allora, i ripieni sono uguali, sta a te volere il cartoccio oppure il panzerotto, che vuoi? Allora, il Raviolo o cartoccio panzerotto? me lo fai a cartoccio. Lo potrei consumare più tardi a casa. Allora ti mangi la raviolina con la Che ne pensi? Vedi te, Se assaggio la raviolina. vedi te. Guarda che c'è qua. Le gocce di cioccolata, guarda. Ah, le gocce fondono, ma chissà. Buono ragazzi. Abbiamo banchettato oggi. Detto ciò, vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima puntata insieme. No, ci vediamo. No. Vabbè, ci sentiamo pure. Ci sentiamo per E te. c'è, perché Poi che- telefonata, non la no, facciamo. Ma non lo senti, cioè, No. lo devi sentire. Vabbè, dai. Quando inizia la sigla, ti Vabbè, senti? dai. Vabbè. Salty Hot Table, arancine al nero, 300 g di riso arborio, 1 litro di brodo vegetale, 50 g di burro, per il nero dei pezzetti di seppia presi dai tentacoli, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiaini di concentrato, olio evo e sale quanto basta. Arancine, cime di rapa con mozzarella e con scamorza affumicata, 300 g di riso arborio, 1 litro di brodo vegetale, 50 g di burro. Per il ripieno, 500 g di cime di rapa, mozzarella, scamorza affumicata. Tavola calda in forno. Per l'impasto, 1 kg di farina zero, 50 g di lievito di birra, 50 g di zucchero, 20 g di sale, 50 g di olio di semi o strutto. Ripieni, wurstel, besciamel, prosciutto, pelati, ragù di carne e mozzarella. Sweet Hot Table. Per l'impasto, 1 kg di farina zero, 50 g di lievito di birra, 100 g di zucchero, 20 g di sale, 100 g di olio di semi o strutto. Per il ripieno, 1 kg di ricotta ben scolata, 300 g di zucchero, 50 g di gocce di cioccolato fondente,